Per volere di oltre una cinquantina di emittenti radio e televisioni locali libere, nasce in Sicilia il nuovo coordinamento regionale dell'Associazione Nazionale diretta dall'ingegner Diomede, denominata REA, eleggendo anche una rappresentanza regionale che avrà il compito di dialogare con le istituzioni locali, provinciali e regionali. Pertanto, dopo varie analisi, confronti di idee sulle future prospettive, è stato eletto il coordinamento regionale, che sarà guidato dall'editore di Radio Gela Express Gaetano Casciana, emittente storica presente da sempre nel territorio siciliano. Come suoi vice Maurizio Bellavia, Maurizio Sferrazzi e anche la nostra emittente TVA Televideo Agrigento, rappresentata da Arturo Cantella e coadiuvato da Piero Licausi. La REA conta in ambito nazionale oltre 400 emittenti radiotelevisive. È stato lo stesso Casciana a volere una rappresentanza forte in Sicilia, trovando il sostegno da parte del presidente della REA, appunto Antonio Diomede, e di tanti colleghi siciliani. L'organizzazione sindacale del settore radiotelevisivo nasce soprattutto dall'esigenza di dare battaglia nelle istituzioni a tutti i livelli per riformare la legislazione del settore. Tanti diritti acquisiti, ma altrettanti sono quelli ancora da conquistare in un contesto storico in cui l'emittenza locale lotta per sopravvivere e restare fortino di guardia delle proprie comunità a forte rischio, visto il riordino delle frequenze e la cosiddetta rottamazione. Ma la REA in ambito regionale nelle varie città vuole interloquire con le istituzioni affinché vengano rispettate le regole già esistenti e vi sia un'equa distribuzione dei contributi statali e regionali che rischiano di garantire solo i grandi editori a discapito delle medie e piccole realtà locali. Ci sono troppi comuni e enti pubblici che non rispettano la legge 152.000, che non sono dotati di uffici stampa costituiti da giornalisti e che non destinano, come recita la legge, il 2% del proprio bilancio per l'informazione istituzionale nelle radio e nelle televisioni. Con un mercato pubblicitario segnato dalla crisi del post-Covid-19, l'emittenza radiotelevisiva siciliana rischia quindi di essere cancellata e con essa centinaia di posti di lavoro, ma soprattutto il riferimento di migliaia di cittadini che altrimenti rischiano di dover ricorrere solo ai grandi network nazionali. Alla Regione saranno chiesti anche i criteri del bando da 10 milioni di euro che siano equi e destinati realmente alle emittenti radiotelevisive locali e non solo ai soliti pochi. In ambito nazionale va specificato che nel settore operano 1.200 imprese radiofoniche e 400 televisive, con un livello occupazionale di 7.000 dipendenti, ivi compreso l'indotto e le partite IVA, ai quali dalla fine del mese di marzo e nei mesi successivi non si potrà assicurare più le buste paga. Oltre agli stipendi non si fa fronte al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi, tasse scadenza, fatture per consumi di energia elettrica, diritti SIAE. In sostanza, la quasi totalità delle radio e delle TV locali sarà inesorabilmente condannata alla chiusura con gravissimo e irreparabile danno alla democrazia, come il diritto di informare ed essere informati, la libertà di impresa e il diritto al lavoro di oltre 7.000 occupati. Si è detto che con il coronavirus cambierà tutto. Se ce ne fosse stato bisogno, l'epidemia ha messo in risalto il grande servizio di pubblica utilità gratuito, ripeto gratuito, non imitabile dalle reti nazionali, svolte dalle piccole radio TV locali, confluite in REA, che è un circuito internazionale. I migliori auguri al suo coordinatore Gaetano Casciana e al suo direttivo Maurizio Bellavia, Maurizio Sferrazza e Arturo Cantella. Mi auguro che la Regione Sicilia voglia apprezzare il ruolo svolto dall'emittenza locale siciliana nel territorio, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, molto spesso dimenticato dalla politica.